Amici bellini, abbiamo aspettato un pochino e ho fatto bene ad aspettare, perché questa polemica si può spegnere sul nascere e non è proprio il caso di cavalcare cose del genere, anche perché ci stiamo avvicinando alla partita col Cagliari e non ci sarà conferenza, ma noi qualcosina la dobbiamo indovinare. Cominciamo! Allora, diamo il benvenuto a Gedeone Pustolone, che poi è un nome, ognuno ha il nome che... Iscrivetevi al canale, con fiducia, perché qua, insomma, parliamo delle cose che succedono a Napoli e voi lasciate il like e vi arrivano i contenuti sempre gratuiti per tutti. E questa storia, insomma, che è nata mentre io ero a letto, che io dormo, cioè a New York, sono il fuso orario, dormo, a volte dormo, e poi mi sveglio e trovo questa cosa qua, che andiamo a vedere. Ci spostiamo con uno screenshot e leggiamo questa cosa qua. Non è escluso, in realtà parte così: Spazio Napoli riporta una cosa del mattino, la società sta valutando se ci sono le condizioni per una multa a Kvara. E io dico il logo, che è successo, di cosa si sta parlando, e quindi non è escluso che Kvara possa andare persino in panchina contro il Cagliari proprio per mandare un segnale chiaro. Insomma, si rimanda a quella storia in cui Kvara viene sostituito e ha un gesto di stizza che onestamente io ho visto dal vivo durante la partita, ma non mi sembrava nemmeno plateale come lo è stato in passato quando fu sostituito con Zerbin, con Garcia, come hanno avuto dei gesti di stizza nell'ordine poi anche Politano, lo stesso Osimhen. E allora capiamoci, io mi rendo conto che esistono dei codici etici nelle società. Tu quando firmi un contratto c'è anche i contratti famosi del Napoli, e in questi contratti ci sono anche queste clausole: devi rispettare i tuoi compagni, devi rispettare la decisione dell'allenatore, quella dei dirigenti, e ci siamo. E allora, se il Napoli vuole fare effettivamente rispettare questo codice, che non conosciamo perché sono robe private, va bene anche, giusto, giustissimo, ognuno è uguale all'altro e nessuno si deve permettere, però poi lo devi fare sempre e lo devi fare con tutti, non ti puoi accanire solamente con uno, perché non mi sembra il caso. Poi che fanno? Cambiano i codici etici quando ci sta un allenatore, quando ce ne sta un altro. Secondo voi è Calzona che mo si alza e dice no, questo qua deve essere punito, devo lanciare un messaggio? Mi sembra una polemica veramente che non si regge su nulla. E oltretutto ci sono novità, ecco perché è bene alle volte aspettare e non dare il proprio giudizio, perché questa è un'altra cosa che non porta altro che un'ulteriore divisione tra quelli che ha fatta buona, non si deve permettere, deve stare zitto, giocatore sopravvalutato così, o quegli altri che invece devono andare contro la società per forza e devono dire come si permette la società. È un'ulteriore divisione che non è il caso. E qua io mi rivolgo al mattino: effettivamente, come avete saputo? Prima domanda: come avete saputo questa cosa? Chi ve l'ha detta? C'è il procuratore che parla e vi telefona, e qualcuno che fa la spia così, oppure il Napoli? Perché il Napoli molto spesso quando c'è da smentire smentisce, e quindi toglie e chiude le polemiche subito. Mi smentisce, non c'è nessuna idea di multare, nessuna idea di punire e di lasciarlo in panchina, anche perché non è che abbiamo tanta scelta in questo momento, visto che Ngonge è infortunato, e abbiamo anche il reporto dell'allenamento che adesso vedremo. Tra l'altro, visto che io ho gli amici abbonati e quindi sappiamo tutto di tutti, l'ottimo Achille mi mostra anche un video postato su TikTok da Simona Partenopea. Io rispetto le cose, non si vede bene perché non si vede bene, però c'è Osimhen, si riconosce, c'è Osimhen che va a consolare Kvara dopo che si sia seduto. Soprattutto non è che lui se n'è andato negli spogliatoi, di solito fanno così. Invece no, si siede là, viene consolato da Osimhen, viene consolato da Gollini. Il momento, ma è un'altra cosa che mi è piaciuta invece che ho letto. È stato quello che ha detto Modugno di Sky, mi pare l'abbia detto a Radio Marte. Dice Kvara è molto autocritico, e quando c'ha dei momenti di disappunto è perché probabilmente lui vorrebbe dare di più. Non è detto che quella sia una stizza nei confronti della sostituzione dell'allenatore, può essere contro se stesso, volevo dare di più, mi ha tolto, sentivo che magari potevo dare di più. E rendiamoci conto anche il momento della gara, rendiamoci conto di che gara si tratta, rendiamoci conto che gli erano arrivati pochissimi palloni per essere decisivi, rendiamoci conto che il ragazzo è molto giovane, uno dei più giovani della rosa,
sola senza aggiungere quello che prende di meno rispetto a tanti altri. Di conseguenza non mi sembra proprio il caso né di prendercela con Kvara né di creare un caso, assolutamente. Aggiungo, e mi faccio grande così ci guardiamo nell'anima, c'è un'altra cosa che è successa post Barcellona e non ha avuto risonanza. Quindi se io, sciacallo, sei uno sciacallo, sei la rovina del Napoli, se io volessi cavalcare una polemica, ce l'ho nel mio telefono, ma la conservo. Sapete perché? Perché i due protagonisti della cosa che è successo non hanno insomma, chi ha subito la cosa che potrebbe scatenare una polemica non l'ha subita come cosa offensiva. E io cosa vi ripeto sempre? Non possiamo essere noi a giudicare quello che è offensivo per gli altri. Di conseguenza una cosa che io guardo, osservo, e da napoletano all'estero ho una percezione diversa di quello che è eticamente giusto, di quello che è il saper campare nel contesto di società diverse. Per me quello che è successo è molto grave, ma chi lo ha subito non mi è sembrato percepirlo in questa maniera. Di conseguenza io questa polemica me la tengo per me, sta nel mio telefono. Se qualcuno poi la cavalcherà e qualcuno se ne accorgerà, ma secondo me andrà nel dimenticatoio, quindi non ne parleremo mai. Però è una cosa che è successa e che si poteva evitare, che non porterà a conseguenze, ma che mi dimostra che siamo ancora piccolini sotto un certo punto di vista, e una cosa del genere, se fosse successa all'estero, avrebbe avuto molta più risonanza, ma noi siamo impegnati a parlare d'altro, e allora parliamo d'altro. Con l'analisi tattica ci spostiamo, perché c'è il report dell'allenamento che non ci parla di Politano, e questa è una delle cose secondo me più importanti, perché gli azzurri preparano eccetera eccetera, ci fanno sapere che Ngonghe ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo, di conseguenza difficile recuperarlo per la partita contro il Cagliari, e ci fanno sapere che Osimhen ha svolto personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale accusato nella giornata di ieri. Peccato, dico io, perché era il momento in cui si doveva ritrovare la forma, perché Osimhen ha giocato onestamente non al 100% delle sue possibilità, e si vede, e doveva recuperare proprio il ritmo della partita in 90 minuti che probabilmente non ha ad alti livelli. Quindi peccato. Non credo però che questo porterà un nuovo utilizzo con il Cagliari. Io credo che si stringerà i denti, e anche se risulta ancora un pochino febbricitante o un pochino debilitato, secondo me Osimhen gioca. Quello che mi sorprende e che non ci fanno sapere è non ci sono notizie su Politano, quindi io immagino che Politano sia regolarmente, non si vede nemmeno nelle fotografie, ho guardato le fotografie al microscopio. Quello che dobbiamo chiederci è l'utilizzo o meno di Zielinski. Questa è la notizia che ci dovevano dare domani in conferenza stampa, ma visto che la conferenza stampa il Napoli ci fece sapere che non la voleva fare, non credo che ci sia. Quindi domani facciamo le nostre ipotesi. Voi potete lasciare qui sotto i commenti domande ipotetiche per Calzona, io mi ingegno a rispondervi. Ma la domanda chiave è proprio quella, visto che abbiamo visto che le doppie mezzali, Cajuste e Anghissà non funziona tanto, che Traoré è bene però non sappiamo quanti minuti c'ha nelle gambe, la chiave è proprio: possiamo utilizzarlo Zielinski fino alla fine del campionato, oppure è da considerare fuori dalla squadra, fuori dalle rotazioni? Questa è la domanda secondo me più importante da fare a Calzona, ipotizzando una conferma di Politano là davanti e Mazzocchi al posto di Lorenzo, ma ne parleremo tranquillamente domani, dove potremo probabilmente anche analizzare le parole di Ranieri, che ha già parlato. Mi ero dimesso, i giocatori hanno capito, insomma anche a Cagliari la situazione è particolare, sentono la partita col Napoli molto di più di quanto non la sentiamo noi. Onestamente per loro è più di un derby e non ci sarà un ambiente facilissimo, ma il Napoli deve dare continuità di prestazione, di concetti, di idee. Sono molto contento che il video di ieri sia andato bene nonostante fosse molto lungo, avevo proprio da farvi vedere quelle piccole cose che abbiamo notato, e adesso va visto il Napoli di Calzona contro una squadra piccola, perché una cosa è la squadra grande che ti lascia degli spazi, una cosa è una squadra piccola che probabilmente si chiude e ti riparte in contropiede, quindi tutto un altro piano gara. Sarà interessantissimo vederlo. In conclusione, visto che un amico bellino abbonato mi aveva chiesto ma come mai i punteggi del ranking delle nazioni qualcuno c'ha il numero pari, bello tondo, come l'Inghilterra, vedete, 14.500, mentre l'Italia c'ha 15.571, come si calcola questa roba? E io qua onestamente chiedo aiuto a Guido, perché
non ho studiato, Guida è l'unico che ci ha sempre parlato di ranking e nessuno ne parla, anche tutti stanno scrivendo, è praticamente fatta, però è chiaro che siamo in un grande vantaggio. Perché si arriva a questi numeri è presto detto. E quindi da Guido vi faccio sapere, si calcola sommando i punti complessivi, quindi bisogna essere molto attenti tra turni di prequalificazione gironi, fase finali, punti bonus, divisi per le squadre che partecipano, si fa la media e poi entra in gioco il coefficiente della nazione, che è diversa per ogni nazione. Poi dobbiamo tenere presente, ecco perché non è facile farlo al volo, devi tenere presente che in alcune annate c'era il Covid, quindi si fecero meno partite, alcune partite furono andate e ritorno, alcune furono partita unica. Per esempio nel caso dell'Italia abbiamo 109 punti che vanno divisi per 7 squadre, perché lo vedete qui, 7 squadre. Per esempio invece il punteggio che va per l'Inghilterra, in questo momento è terza, va diviso per 8 squadre che erano partecipanti. Ecco perché si trova per esempio una Repubblica Ceca qua che ha più punti di quello che uno si aspetta, perché le squadre sono solamente 4, quindi dividi per meno squadre. Poi ci sono dei punti bonus che ci sono, per la UEFA Europa League non ci sono, insomma è molto complesso la questione dei punti, però per quello che si è fatto sia anche ieri con l'Europa League, è passato il Milan, è passata la Roma, però attenzione che quando si passa ai rigori sono punti diversi, il Milan perde ma passa, quindi sono tantissime variabili. Ci avviciniamo seriamente alla possibilità del quinto posto e secondo me anche per questo ADL ha avuto questo colpo di coda, perché quelli ci avevano detto ma ti pare che adesso io metto in discussione Mazzarri, e invece lo ha fatto in una nottata evidentemente di non senza dormire, ha detto fammi vedere se posso recuperare qualcosa e infilarmi magari in una situazione di Europa League, di Conference League, e nella migliore delle ipotesi, se dovessero crollare le altre, poi avere poi il rimpianto di non aver fatto nulla per aggredirlo quel posto, perché adesso devi aggredire, devi essere coraggioso. I pareggi sono tutte sconfitte, quindi bisogna solamente vincere. Sono tutte finali, non sono tutte finali, ma devi vincere le partite, come ci diceva Spalletti. Ci sono le partite che devi vincere per forza e poi ci sono le partite che sono da tripla, che sono gli scontri diretti, dove se ti imponi fai la differenza, altrimenti devi comunque vincere con le piccole. Insomma, per una volta il video rimane più breve del solito, ci rispostiamo da questa parte. Perché poco, non è successo veramente nulla. Oggi gioca il Bologna contro il Verona. Attenzione alle formazioni di fantacalcio, la Lazio ha vinto quel recupero, insomma non è proprio facile, però il Napoli ci deve far rivedere il gioco, il tifoso del Napoli, al di là del punto, ecco perché vedete il commento alla partita con Barcellona va al di là del pareggio, è proprio quello che abbiamo visto che ci ha fatto più piacere, perché si è intravisto qualcosina di squadra con dignità, che fa le cose non a caso, le studia, le prepara anche con poco tempo e le mette in pratica. Se noi vediamo questo siamo già soddisfatti e ci proiettiamo con più fiducia verso la prossima annata, dove si dovranno prendere delle decisioni comunque importanti a livello dirigenziale, il DS, confermare Calzona, quindi andare di nuovo in trattativa con le federazioni, con l'Italia, con la Slovacchia. Insomma, non è un futuro bello chiaro, limpido, però se noi già vediamo un concetto di giocare a pallone già siamo più contenti. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. Non cavalcate le polemiche, quelle là inutili, le spegniamo quando è possibile, le spegniamo, e quando ce ne sono altre, vedete, questa volta io me la tengo per me.